Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti all'anteprima del telegiornale delle 13:20. Quest'oggi siamo in compagnia del dottor Bruno Panfili che questo pomeriggio alle 16:30 nell'aula B dell'Università della Terza Età, quindi in via Conti, sembra che sia quella. Confondo sempre, anche se parcheggiavo ogni volta che andavo all'università quando studiavo, presenterà questo libro che si intitola La Sindone e i Savoia. Adesso possiamo far vedere la copertina, che è un libro che ricostruisce appunto come possiamo dire, diciamo così, il rapporto fra la famiglia Savoia e la Sindone, ma che logicamente parte da questo o arriva a questo, ma racconta anche molto altro, racconta anche 500 anni. 500 anni e poi anche, come dire, è molto, adesso il paragone può sembrare, non voglio dire che sembra un'avventura alla Indiana Jones o alla Dan Brown, sì. Però insomma diciamo si ammanta anche di questi aspetti. Certo, perché la storia è così, non è quella che si studia al liceo, la storia è vita, intrighi, assassini talvolta, perché i Savoia nel Medioevo ci sono stati 3-4 casi di assassinio, di avvelenamento, di morte sospetta, e questo rende la storia forse più appetibile, più interessante da seguire. Questi episodi dei rapporti della Sindone nascono già come un romanzo, perché in realtà non si sapeva nel 1453, quando la padrona della Sindone, Margherita di Charny, la vende ai Savoia, non si sapeva cosa fosse, tanto è vero che 100 anni prima il vescovo di Troyes, nella cui diocesi c'erano incominciate queste ostensioni, dichiara chiaramente che è una truffa, e anche il Papa Clemente VII, interpellato dopo 60 anni, dice è una truffa, non credete, ci potete andare a venerare, a pregarla, però non credete che sia l'originale. E in più, se fosse stata vera, non poteva essere assolutamente venduta, perché chi l'avrebbe fatto, e le leggi canoniche sono valide ancora adesso, sarebbe incorso nella scomunica. Infatti la proprietaria Margherita morirà scomunicata e non si potevano quindi tantomeno vendere. Si è trovato un escamotage, si è ricompensata la cara cugina, come appare nei documenti, con un castello, delle rendite che poi lei cambierà, anche perché erano tutti un po' imbroglioni. In realtà il castello non era dei Savoia, era di un'altra persona, parente, ma è un'altra storia, bisognerebbe scrivere un altro libro. Senta, qual è il fascino, diciamo così, perché qui forse il fascino non è un termine che mi rendo conto non è corretto, ma insomma non mi veniva in mente un altro, però è logico che quando si parla, l'interesse, ecco, diciamo così, certo, quando si parla della Sindone c'è sempre un interesse particolare. Per certi aspetti anche quando si parla dei Savoia c'è un interesse particolare, perché insomma adesso, al di là di tutto quello che si può dire, è comunque hanno fatto la storia anche dell'Italia, è la famiglia reale italiana, eccetera. Quindi che cosa, appunto, l'interesse dove sta secondo lei? Perché ci sono anche interessi economici, diciamolo chiaramente, venali, si presta a essere interpretato, che muovono probabilmente il tutto. Il fatto è che se la Sindone fosse autentica, quella che noi adesso vediamo, ovviamente rappresenterebbe per il credente
la massima reliquia possibile, Sì. perché è il telo che ha avvolto il corpo di Gesù, ma soprattutto ha assistito alla sua resurrezione, se fosse vero, ma non abbiamo le prove della sua autenticità, anzi abbiamo molte prove che forse non è autentica, il che non toglie l'importanza dell'oggetto in se stessa, perché come dice ufficialmente la Chiesa, non è una reliquia, ma è il ricordo di un fatto determinante, essenziale, centrale per il fedele, cioè la risurrezione di Gesù. Detta in termini più banali e prosaici, è un'altra delle forse l'applicazione più alta di quella della battuta conclusiva del film di John Ford, L'uomo che uccise Liberty Balance, quando dice se la leggenda è più interessante della storia o della verità, atteniamoci alla leggenda. Certo, insomma, infatti suscita continuamente, vengono fuori degli scoop anche recentemente che dimostrerebbero, però alla prova dei fatti, scientificamente parlando, sono tutte inesattezze. E poi è anche curioso, se crede, dottor Pamphili, che per esempio comunque dalla Sindone si parte magari per, non so, quelle ricostruzioni del volto di Gesù, partiamo dalla Sindone, quindi da questo punto di vista forse origina anche una sorta quasi di cortocircuito, insomma, storico e mediatico. mediatico. Certo, muovono molti interessi, ecco. Non tutti illeciti, anzi molta gente ci crede veramente. Lei l'ha vista? Prego? Lei l'ha vista? Sì, più volte, sì. Mia mamma la vide, credo fosse esposta recentemente. No, lei la vide penso nel 61, credo fosse quando... credo di sì. Sono sempre più rare e probabilmente non ci saranno altre ostensioni. Mia mamma ricorda con una certa impressione anche, sì, mista fra... emozione, impressione e un mix di ma queste probabilmente cose, sono state fatte delle operazioni forse un po' azzardate di restauro e di conservazione qualche anno fa, il che ha probabilmente limitato la possibilità di altre ostensioni, perché è diventata molto più delicata, molto più fragile. Ho capito, sì. E quindi si teme che uno shock come quello di un'estensione pubblica con le luci potrebbe danneggiarla. Poi con questi pazzi che ci sono in giro, vabbè, che però, è protetta. Mi racconta invece rapidamente, se non ricordo male, quando durante la guerra venne spostata. Certo, nel 1939, avvicinandoci la guerra, si temette che Hitler, nella sua mania verso... Perché sì, aveva anche la mania il Sacro Graal, la dimostrazione della superiorità della razza bianca, eccetera, eccetera, che la avesse richiesta più o meno agevolmente al governo italiano. In quel momento Mussolini sarebbe stato anche probabilmente disposto, il re certamente no, e il Papa ancora di meno, e quindi si cercò di nasconderla, venne portata in gran segreto a Roma, in Quirinale, che era la residenza del sovrano, però anche lì non era sicuro e non volle accettarla. Venne portata in Vaticano, ma il Papa aveva paura anche lui di non poter resistere a impressioni, quindi in massima segretezza 2 o 3 persone con una macchina del tutto senza contrassegni, venne portata in un convento a Montevergine, che è sopra Avellino,
molto riparata, per 6 mesi all'anno coperta da neve, quindi difficile da raggiungere, dove in gran segretezza, lo sapeva soltanto l'abate e uno dei suoi aiutanti, fu nascosto sotto un altare e nessuno ne sapeva niente. Il bello è che dopo l'8 settembre i tedeschi occuparono Montevergine e misero un presidio nel convento, senza sapere che quello che forse il loro capo voleva era sotto il loro. Poi se ne sono andati e alla fine c'è stata un'ostensione a Montevergine e il re, allora era luogotenente e poi è diventato il pensiere di Maggio, Umberto, ordinò che fosse riportata a Torino, infatti venne riportata col beneficio della Santa Sede e rimase ed è a Torino. Poi il re morì nel 1983 e nel suo testamento lo lasciò alla Santa Sede, con quella che rimanesse a Torino. Tra l'altro, per come vanno le cose anche nel nostro paese, il fatto che di questa cosa non si sapesse nulla, di questo trasporto, Cioè, di questo, poi è anche una roba è strano perché l'Italia è un paese di chiacchieroni. Senta, i Savoia, una volta ottenutala, diciamo così, appunto la esposero, la fecero, Certo. Come si mettiamola così, Sì, come si comportarono nei confronti della Sindone? Ritennero che fosse l'oggetto più importante che avevano, che li nobilitava e li autorizzava a ritenersi al di sopra degli altri sovrani, cosa che non erano, perché era un piccolo stato sì. e infatti dopo poco verranno invasi dai francesi, dagli svizzeri, e la Sindone dovette sfuggire da Chambéry, dove era conservata nella Santa Cappella, e girò per il Piemonte, e poi successivamente ritornò a Chambéry, di nuovo per un'invasione francese con il duca Carlo III. Dovette sfuggire, andò a Milano, poi venne nascosta a Vercelli, corse il rischio di essere ricatturata, poi tornò a Chambéry, venne portata a Nizza per essere mostrata in un convegno tra l'imperatore Carlo V e il re di Francia, che si combattevano in 10 guerre in Italia, e quindi corse il pericolo di essere catturata dai turchi, quindi dai pirati, venne riportata a Chambéry, poi la capitale venne spostata da Emanuele Filiberto, non l'attuale naturalmente, da Chambéry a Torino. E dopo un centinaio di anni i francesi rioccuparono Torino e tutto il Piemonte. Siamo nella guerra di successione spagnola nel 1706, Torino venne assediata, il duca ordinò che venisse messa in salvezza e fu portata a Genova. Rimase 3 mesi a Genova, poi venne riportata a Torino. Durante il periodo napoleonico Napoleone non era interessato e rimase tranquilla. Il re, allora era il re di Sardegna, scappando in Sardegna, non volle portarsela con sé e rimase lì, subì qualche ostensione, ma molto scarse, solo in occasione ad esempio di fidanzamenti, di matrimoni o di visite importanti. Quindi c'è un rapporto, diciamo, è una storia veramente affascinante. Sì, è un romanzo. Anche perché uno potrebbe pensare, appunto, la cosa più preziosa che ho la tengo ben coperta, nascosta. È curioso, ma questo probabilmente ci porterebbe a un altro discorso, e purtroppo è curioso che non sia mai stata utilizzata come, virgolette, merce di scambio. No.
probabilmente perché lì la devozione si impediva una roba di questo genere, oggettivamente. Allora, questi sono altri due libri, un altro libro che il dottor Pamphili ha dedicato alla Sindone, Tra storie, leggende e pie illusioni, questo è il libro appunto, e poi ce n'è uno che ripercorre la biografia di alcuni esponenti della Casa Savoia, che si chiama appunto Avanti Savoia. Però questo pomeriggio in Università della Terza Età verrà presentato appunto la Sindone e i Savoia. Si chiude qui il suo interesse per la Sindone oppure continua? Perché potrebbe continuare, anche perché sono in contatto ad esempio con il massimo esperto, il professor Nicolotti dell'Università di Trieste, con cui forse faremo qualcosa assieme. E dove si potrebbe indagare? Beh, ci sono tante... ad esempio risulta che nel 1340 forse qualcuno l'ha costruita in una città, Troyes, in Francia, che era la capitale della Champagne, dove c'era una famosissima scuola di pittura anche su vetrate, e dove il vescovo di allora dice: so che è stata fatta lì da un pittore che però non vuole nominare. Quindi materiale c'è. Ce n'è tanto. Ricordatevi allora questo pomeriggio Università della Terza Età alle ore 16:30 il dottor Bruno Pamphili presenta la Sindone e i Savoia. Grazie dottor Pamphili per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie. Adesso andiamo in pubblicità, poi il telegiornale delle 13:20. Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Ho alcuni sponsor importanti, se il presidente della Pallacanestro Trieste Matjasic vuole andarsene, allora ripartiremo. Così il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza stamani a Sveglia Trieste alla vigilia dell'incontro con il GM Mike Arcieri. Il sindaco è disposto a scendere in campo e mettere la sua mano su questa situazione? Sono già sceso in campo, nel senso che ho già alcuni sponsor importanti, per cui se vogliono andare via, ripartiamo. Così il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza in un momento quanto mai delicato in casa Pallacanestro Trieste. Mentre la squadra dopo l'ultimo impegno di regular season si appresta ad affrontare i playoff, nessuna nuova emerge dal presidente Paul Matjasic. Il suo spostamento a Roma, con titolo Giuliano di A1 al seguito, appare sempre più in forse, mentre la cordata Nelson con la 1 di Cremona è in pole position per la capitale. Si rumoreggia anche del possibile acquisto della Virtus Roma in caso di promozione in A2, mentre sono state seccamente smentite le voci su Milano sul fronte Redbird. Insomma, seppure la strada intrapresa dall'avvocato americano si sia complicata in modo pesante, la sua permanenza il prossimo anno come numero 1 della Pallacanestro Trieste sembra quanto mai improbabile. Dunque, con di fronte la scadenza perentoria del 31 maggio, termine entro cui va formalizzata l'iscrizione al campionato di A1 con tanto di documentazione economica al vaglio poi della Comtech, è decisamente arrivato il momento di agire. Ecco dunque che l'incontro in programma domani fra il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, già in passato presidente della società sportiva dopo il fallimento, e il GM Mike Arcieri potrebbe rappresentare un passaggio importante per garantire il futuro. Cari triestini, sono pronto a tutto. Domani alle 14 ricevo Arcieri e a quel punto, come ho fatto mi sembra nel 2002, nel 2003 che sono diventato presidente e abbiamo salvato il basket eccetera, sono pronto a tutto. Vediamo domani alle 14 con Arcieri. 2 gli scenari al momento possibili, quello che porta alla prosecuzione nella massima serie, previo un accordo con il presidente della società biancorossa, ancora tutto da definire, e in quel caso si tratterebbe presumibilmente di una stagione da avviare con quanto gli sponsor trovati dal sindaco potrebbero garantire subito, per poi implementare in corsa il budget
budget con incassi e altri sostenitori. Oppure il piano B, nel caso in cui effettivamente il titolo sportivo fosse spostato altrove con una A2 di contropartita. Allora la copertura economica potrebbe garantire l'intera annata. In questo scenario, peraltro, proprio la figura di Mike Arcieri potrebbe essere quella prescelta per traghettare la società, ma anche in questo caso siamo nel campo delle suggestioni, poiché il GM, pur legato alla città, al momento rimane un dipendente dell'avvocato di San Francisco, che ormai da mesi tiene i tifosi in apprensione per il futuro del basket di vertice a Trieste. Ed ora parliamo della diretta che domani andrà in onda anche su Tele4 per ricordare i 50 anni dal terremoto del Friuli. 15 ore di diretta per portare nelle vostre case le emozioni, i ricordi, le voci e gli eventi del 50° anniversario del terremoto. Il 6 maggio le telecamere di TV12 da Gemona si accenderanno alle 8:15 del mattino per mostrarvi l'omaggio al monumento prima degli alpini e poi dei vigili del fuoco con l'alzabandiera. Alle 10:30, sempre in diretta, la Santa Messa alla Goi Pantanali, un altro momento di raccoglimento e ricordo. Ma saremo presenti anche negli altri comuni coinvolti dal sisma, tra ricordi drammatici e l'orgoglio dei simboli della ricostruzione. Nel pomeriggio poi, a reti unificate anche su Tele4 dalle 14, seguiremo passo passo la visita del Presidente della Repubblica Mattarella, fin dall'arrivo a Rivolto, e della Premier Meloni, il Consiglio regionale straordinario al Cinema Teatro Sociale, sempre in diretta, con il sorvolo delle frecce tricolori. Ci saremo anche la sera con la Santa Messa nel Duomo di Gemona alle 20, il suono denso di significato delle campane alle 21, l'ora della scossa, e infine la processione al cimitero per l'omaggio alle vittime. Circa 15 ore di diretta ininterrotta per condividere le emozioni e le lezioni di ripartenza di un Friuli che ringrazia e non dimentica, 50 anni dopo, il sisma che lo devastò. E anche il sindaco di Piazza ha condiviso il suo ricordo del terremoto di 50 anni fa. Avevo 23 anni, 50 anni fa, siamo andati a mettere a posto il supermercato di Marchetti che aveva avuto dei danni incredibili. Pensate, cari concittadini, c'erano 20 centimetri di liquidi per terra, tutto rotto, scaffalature. La cella delle carni si era spostata di una decina di metri, pensate voi. Abbiamo lavorato moltissimo, purtroppo dopo quella scossa di settembre è crollato tutto, ma insomma il terremoto. Domenica è stata una grande emozione, 5.000 persone, sono ritornato a Gemona, sai, mi si è aperto il cuore per vedere una città completamente rifatta, con le cose molto belle così, e dopo sai, 50 anni fa un grande ricordo perché ho visto arrivare i ingegneri tedeschi, eravamo con questo supermercato di fronte al cinema dove c'erano 80 morti, non ti sto a raccontare le scene drammatiche che ho visto, però è stata un'esperienza anche quella e abbiamo aiutato un amico. Giornata di commemorazione oggi anche a Trieste per i fatti del maggio del 45. Alla Foiba sono stati ricordati 97 finanzieri deportati dalla caserma di Campomarzio e infoibati. Corone sono state deposte ai piedi della targa che ricorda le 5 vittime di via Embriani. Finanziere Marco Urogallo. Finanziere Vittorio Valsania. Sono stati elencati uno a uno i nomi dei 97 finanzieri che nei primi giorni del maggio del 45 furono prelevati a Trieste dalle truppe jugoslave di Tito e infoibati a Basovizza. E proprio al monumento della Foiba, a 81 anni da quella terribile pagina della storia, si è voluto ricordare con una semplice ma significativa cerimonia l'eccidio di quei militari in servizio presso la caserma Campomarzio. Sono fatti avvenuti alla fine della guerra, quindi a guerra conclusa, con l'insurrezione di Trieste già avviata e con i tedeschi che avevano già lasciato la città, grazie anche all'opera dei finanzieri presenti a Trieste che parteciparono a quell'insurrezione, che si misero a difesa delle infrastrutture strategiche, a difesa proprio da quei tedeschi che le avrebbero altrimenti distrutte durante la ritirata. 97 di loro vennero trucidati nelle foibe, con uno scopo ben preciso: nascondere quella testimonianza, fare in modo che non si sapesse che degli uomini in divisa, rappresentanti dello Stato italiano, avevano cacciato
l'invasore tedesco avevano contribuito alla liberazione di Trieste e fare in modo che fosse più facile per la Jugoslavia titina poter annettere questo territorio. Quell'operazione non è riuscita, ma spetta a noi continuare a tramandare questo segno di verità. Oggi si è tenuta anche la cerimonia in onore delle medaglie d'oro al merito civile in via Imbriani, di fronte alla lapide che ricorda le 5 vittime dell'occupazione jugoslava di Trieste: Claudio Burla, Giovanna Drassic, Carlo Murra, Graziano Novelli e Mirano Sancin. Caddero inermi per il solo fatto di recare il tricolore davanti alla Furia titina. Così i fatti del 45 sono stati rievocati dal presidente della Lega Nazionale Paolo Sardos Albertini nell'ambito di una breve commemorazione promossa insieme al Comune di Trieste, presente con l'assessore Maurizio De Blasio. Presenti per la Regione gli assessori Pierpaolo Roberti e Fabio Scoccimarro, il senatore Roberto Menia con il prefetto Giuseppe Petronzi e le associazioni combattentistiche ed Arma. Operai a lavoro questa mattina per il rifacimento di Scalareni che collega Piazza Carlo Alberto con la zona di Campomarzio. Il punto con l'assessore alle politiche del territorio del Comune di Trieste, Michele Babuder. Ultimato questa parte dei sottoservizi, ci sarà un cemento con una tonalità grigia, drenante, soprattutto in corrispondenza di quello che è il grande bagolare che abbiamo inteso mantenere. Un restyling completo di Scalareni che collega Piazza Carlo Alberto alla zona di Campomarzio, dalla pavimentazione rinnovata ai sottoservizi, ma non solo. I lavori sono partiti e dovrebbero durare circa 3 settimane. Operai impegnati questa mattina fra scavi e posizionamento delle tubazioni. Da qui abbiamo iniziato un cospicuo intervento di rifacimento ovviamente di quelli che sono i piani di calpestio, ma anche di opere più intrinseche, più importanti, come ad esempio la raccolta delle acque meteoriche. Lungo tutta la scala è stata posata una tubazione proprio per la raccolta delle acque piovane che una volta non era previsto, delle nuove griglie come potete vedere alle mie spalle, e quindi anche evitando quelli che sono dei problemi poi di dilavamento verso la parte inferiore. Non solo Scalareni, quest'opera fa parte di un progetto più ampio che coinvolge diverse scalinate a Trieste. È uno di quei 10 interventi previsti in quest'anno, per cui i cantieri poi si sposteranno man mano in diverse zone della città, da Roiano a San Luigi, dove peraltro a San Luigi e Viale è in corso anche l'intervento sulla scala Pindemonte e su tutto quello che è il muraglione che era franato da diversi anni, proprio purtroppo come in altre zone per la crescita delle alberature e anche per l'aumento di quelli che sono i carichi sulle vie soprastanti. Noi abbiamo iniziato lo scorso anno, a fine 23, poi 24 e 25, a dare una sorta di stanziamento annuo per il rifacimento delle scale, scalinate che a Trieste hanno una particolare importanza e soprattutto una loro funzionalità perché collegano i rioni saliscendi. Questa ne è una fondamentale, spesso è stata l'attenzione della cronaca. Ora il collegamento con la sala operativa della polizia locale, c'è per noi collegato il commissario De Grassi, buongiorno. Non c'è. Lei Eccoci. e a tutte le persone in ascolto. Iniziamo con il dire che la giornata purtroppo non è più come queste appena passate che erano state soleggiate con un clima delizioso. Oggi piove, perciò attenzione, dopo diversi giorni di bel tempo bisogna stare attenti perché le prime piogge possono portare a una scivolosità maggiore della carreggiata in quanto c'è stato un accumulo di sostanze. Detto questo, 2 incidenti solo danni rilevati e un incidente con feriti, ma niente di grave, in via Giulia all'intersezione con la via Colonia. Traffico un po' rallentato a causa appunto della pioggia in atto, ma niente di trascendentale. Quanto riguarda i lavori o d'altro, ricordo la chiusura della galleria Carso della grande viabilità triestina in direzione Trieste. Questa volta ci sono stati dei rallentamenti un po' al bivio d'H cosiddetto, lavori sulle rive che restringono la carreggiata di percorrenza ad una corsia sola.
E poi ci sono 2 sensi unici alternati, uno con semafori temporanei in strada per Catinara poco sopra il locale ippodromo e uno in via Cabotto. Non abbiamo particolari interventi in attesa, il traffico al momento, da quanto posso vedere, è tranquillo e non abbiamo in agenda altre cose che potrebbero andare a turbare viabilisticamente la giornata, per cui vi ritornerei la linea. Grazie commissario De Grassi, buona giornata e buon lavoro. Parimenti, un saluto a tutti. Sarà il prossimo il weekend della Maker Faire Trieste, la festa della creatività, della scienza e della tecnologia, giunto alla 13ª edizione. Then you may take me to the fair. L'appuntamento con la 13ª edizione della Maker Faire Trieste per sabato 9 e domenica 10 maggio, rispettivamente dalle 12 alle 20 e dalle 10 alle 18. Un orario ampliato rispetto al passato, con la manifestazione che conferma la particolare attenzione nei confronti di giovani e studenti. Questo è un modo nella città della scienza per antonomasia di avvicinare i più piccoli al gioco e alla matematica. Del resto l'abbiamo visto anche adesso con una semplice dimostrazione su un laboratorio per dei disegni. Anche i più adulti rimangono affascinati ed estasiati dal fatto di come la matematica e come la ricerca scientifica possa diventare qualcosa di bello, tangibile, concreto, appartenente alla vita di tutti i giorni. Presentata stamani, la Maker Faire si inserisce fra gli avvenimenti organizzati dal Centro di Fisica Teorica per ricordare Abdus Salam a 100 anni dalla nascita. Abbiamo oltre 440 maker in piazza, entusiasti appassionati che porteranno progetti come al solito indescrivibili. Passiamo dalla robotica all'elettronica, all'arte, all'artigianato, alla scienza, alla dimostrazione della scienza, ma anche ai progetti dei bambini delle scuole, dalle elementari alle scuole medie e superiori e i progetti degli studenti universitari. Non solo da Trieste, abbiamo maker da tutto il Friuli Venezia Giulia, dal resto d'Italia, da Milano, da Brescia, da Napoli, ma anche dall'estero, Slovenia, Croazia, un gruppo di maker dalla Repubblica Ceca, dalla Germania e 15 credo studenti dalla Serbia. Quindi veramente, oltre ai nostri ospiti ovviamente di Maker Faire Shenzhen che vengono dalla Cina. Notevole il programma collaterale, il Fantamaker, che prevede la Fanta Quiz Night, la ludoteca galattica, il workshop Creare un gioco in 200 parole, nonché un approfondimento sulla moda nell'ambito della Giornata dell'Europa. Organizzato dall'ICTP, l'evento vede la collaborazione della Regione, del Comune, di Acega Sapienza Amga, Immaginario Scientifico e Cappella Underground. Then you may take me to the fair. Obiettivo rientro ai playoff per Madi Sissoko, il centro della pallacanestro Trieste, ospite ieri al Caffè dello Sport. Nell'occasione Alberto Tonut, grande del basket triestino e nazionale, ha ipotizzato un ruolo da mina vagante per la formazione di coach Taccetti nella post-season. Tutti si domandano chiaramente come sta Madi. Right now I'm in a better place I was a couple of weeks ago for sure, and then I got visited with the doctor this week, and hopefully I get. Rispetto a come stavo 2 settimane fa, ho visto i dottori, il mio programma di rientro sta andando avanti e spero di proseguire così, di non ovviamente tornare a sentire problemi, tornare a sentire dolori. And the way I want to be, and hopefully I'll be returning anytime. So we will see you at playoffs, maybe. That's the goal. That's the goal. Quindi l'obiettivo, come è evidente, è essere pronti per i playoff. Trieste veramente ha le caratteristiche per poter fare un po' la mina così, e col suo gioco anche veloce, eccetera. Ti ripeto, ieri sera se non c'era 0 su 8 nel primo quarto, cioè 3 o 4 punti, 3 o 4 tiri in più sono quasi 10 punti e chiudi il primo quarto avanti. E quindi metti in difficoltà Milano, che è una squadra molto molto umorale, in questo periodo qua vive di alti e bassi continui. Secondo me è un'occasione buona per andare a fare a Brescia una sorta di rivincita, ecco. Anche se è una brutta bestia, perché chiaramente l'esperienza di Bilan, Della Valle che è sempre concreto, Barnell che sta facendo una stagione spaziale e tutti gli altri hanno un organico indubbiamente che è un orologetto, insomma. I mean, all those teams, Brescia, Milan, we already played them twice, and in Milan 3 times. So I think all those games we were not very far off, and I feel like they are a very good team, but we
every game we played against them, we are right up there with them. So hopefully, the tournament. Le partite dei playoff sono molto differenti da quelle di regular season. Ci siamo affrontate più volte, addirittura 3 con Milano, 2 con Brescia. Sono squadre che conosciamo bene, ma speriamo di poter fare qualcosa in più nella post season per provare a portare a casa un risultato importante. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo con altri servizi. Rimanete in nostra compagnia. Rientriamo in studio, credo sia pronto, sì, il servizio sull'inaugurazione della palestra sportiva di San Giovanni, il cosiddetto Cubone, inaugurazione che si è svolta questa mattina, in tarda mattinata, quindi Bernardo Gulotto è appena tornato e subito ci ha confezionato il servizio che adesso andiamo a vedere. 1, 2, 3, vai, viva! Con il taglio del nastro oggi si è ufficialmente inaugurata la palestra di San Giovanni, il cosiddetto Cubone, alla presenza delle autorità delle società sportive. Una fame di spazi che qui finalmente troverà la possibilità di esaudire il desiderio di tante società, di tante famiglie, ma soprattutto di tanti atleti che potranno qui trovare gli spazi giusti per poter praticare sport. È una struttura destinata a tutta la città di Trieste, una grande soddisfazione, un investimento importante e anni di duro lavoro per arrivare a realizzare queste palestre di pallavolo, di pallacanestro e calcio indoor, senza barriere architettoniche e aperta al pubblico. Questa palestra da oggi è già a disposizione della città, comincerà in questa settimana i turni pomeridiani e serali per le attività di pallavolo e pallacanestro, un grande risultato perché diamo una risposta al territorio, a San Giovanni che diventa una cittadella dello sport, tra il campo di calcio e la piscina, è un rione vivace e quindi la mattina sarà destinata alle scuole e poi ovviamente alle attività sportive. È una palestra bellissima anche da un punto di vista estetico, studiata nei dettagli e la soddisfazione è tanta. Ovviamente continueremo a lavorare così intensamente anche per tutti gli impianti sportivi di Trieste. Il nuovo polo sportivo di San Giovanni entra subito a pieno regime. A 2 mesi dalla fine della stagione 2025-2026, i turni per maggio e giugno sono già quasi saturi, segno della forte richiesta di spazi in città. Le società di basket Azzurra, Basket for Trieste e Oma si sposteranno dalla Don Milani al nuovo impianto insieme alla Libertas, mentre il riassetto libererà ore ad altura per Servolana e volley. Spazio a San Giovanni anche per Triestina e Azzurra, con alture ed Eurovolley di ritorno alla Don Milani. Già definita anche l'attività mattutina, circa 60 ore settimanali per le scuole. Inizialmente la gestione resterà al comune per monitorare flussi e costi, poi è previsto un bando per la concessione. La fame di spazi rimarrà tale perché le attività sono tantissime, quindi c'è sempre bisogno di più posti dove fare sport, però oggi è una bella giornata, non parlo del meteo, ma è una bellissima giornata perché l'inaugurazione di questa struttura, fra l'altro bellissima, creerà sicuramente tante occasioni e metterà a disposizione del mondo sportivo degli spazi veramente belli, sicuramente anche efficienti. Dopo le prime indicazioni su come si andrà a sviluppare l'assetto delle nuove province, il presidente della regione Fedriga chiarisce il modello: collegi uninominali di coalizione per garantire rappresentanza, sistema misto con listini, niente ballottaggio per il presidente. Il sistema elettorale delle future province del Friuli Venezia Giulia punta a garantire che chi viene votato dai cittadini sia effettivamente eletto e che ogni territorio abbia rappresentanza. E questa è la linea chiarita dal presidente della regione Massimiliano Fedriga, che interviene per precisare il modello allo studio della Giunta. Noi abbiamo un sistema, l'ipotesi, perché poi ne discuteremo ovviamente, non è che è scritto sulla pietra, ma con collegi uninominali di coalizione. Perché lo facciamo questo, che è il passaggio principale? Perché i cittadini finalmente quello che voteranno sarà eletto. Così, col vecchio sistema delle province cosa succedeva? Che se a un partito spestavano 5 seggi e nel 6° seggio però quello stesso partito aveva il candidato più votato di tutti, quello più votato di tutti non veniva eletto, facevano eleggere quelli che venivano dopo. Non è normale che in un collegio dove i cittadini scelgono un candidato, quel candidato non sia eletto.
Con i collegi di coalizione questo problema viene superato, e poi viene superato il problema che alcuni collegi potevano non avere l'eletto e quindi una parte di territorio rimaneva senza rappresentanza. Il progetto prevede un sistema misto, 2/3 dei seggi assegnati con collegi uninominali di coalizione, 1/3 tramite listini bloccati definiti dai partiti. In totale saranno 102 consiglieri, 30 a Udine e 24 ciascuna a Trieste, Gorizia e Pordenone. Nei collegi si confronteranno candidati sostenuti dalle coalizioni e sarà eletto il più votato senza meccanismi proporzionali. I listini serviranno invece a garantire il premio di maggioranza o la presenza delle opposizioni. I listini in realtà servono per andare a dare o il premio di maggioranza nel caso in cui i collegi uninominali non garantiscono un numero sufficiente per raggiungere quel premio, o garantire il diritto di tribuna dell'opposizione nel caso ci sia un successo straordinario della coalizione vincente e che quindi ci sia un diritto della coalizione di partecipare all'assemblea. Ma i listini servono a questo, non è che sono dei listini bloccati a parte, perché infatti l'ipotesi può essere anche che già i collegi determinino gran parte dei seggi e soltanto una piccolissima parte si parla di 1 o 2 eletti dei listini per forza politica circa. Resta l'elezione diretta del presidente, ma senza ballottaggio. Vince chi ottiene anche solo un voto in più. Il confronto politico dunque resta acceso anche dentro la maggioranza, mentre dalle opposizioni rimangono le critiche sul ritorno degli enti intermedi. Nel porticciolo di Barcola, rilevati dagli incursori della Marina Militare, 21 nuovi punti che potrebbero nascondere altre granate delle guerre mondiali. L'area rimane off limits. 21 nuovi punti rilevati nell'area del porticciolo di Barcola che potrebbero nascondere altre bombe della prima o della seconda guerra mondiale. È quanto emerso dall'ispezione subacquea svolta dal reparto incursori della Marina Militare Italiana. Tradotto, allo stato attuale non è prevedibile una data per riaprire il porticciolo ai diportisti che dovranno continuare a usufruire delle soluzioni alternative. La Regione in tal senso si sta muovendo il più velocemente possibile con la destinazione di fondi per accelerare il processo di debombing. In corso interlocuzioni fra il prefetto, l'assessore regionale a difesa di energia e ambiente Fabio Scoccimarro e tutti gli altri attori coinvolti per gestire la situazione nel miglior modo e il più velocemente possibile. Tutto è partito dalle operazioni di dragaggio chieste dalle società veliche che il 25 marzo scorso avevano riportato alla luce quei proiettili di artiglieria inglese della seconda guerra mondiale pescati dalla benna di un escavatore. Successivamente le granate erano state neutralizzate dai militari del 3° reggimento guastatori di Udine. Nelle prossime ore previste nuove riunioni per fare il punto della situazione. Da quando ha cominciato a gestire direttamente la partita degli sconti sui carburanti, la Regione ha già erogato ben 30.000 QR code, il nuovo strumento digitale che gradualmente, entro fine anno, sostituirà la vecchia tessera. Al momento, grazie agli aiuti regionali, il prezzo della benzina è ancora più basso che in Slovenia. È stato un boom di richieste, quindi gli uffici stanno lavorando alacremente, i tempi sono leggermente dilatati, però in 3 mesi abbiamo rilasciato 30.000 tessere contro le 25.000 all'anno, quindi potete ben capire che per quanto bravi siano gli uffici, i tempi d'attesa sono di qualche giorno, in qualche caso di un paio di settimane. Il caro carburanti spinge la rivoluzione digitale che andrà gradualmente a sostituire la vecchia tessera con il nuovo sistema QR code per ottenere gli sconti al distributore. Dal 1 febbraio, da quando cioè la Regione ha avvocato a sé la gestione dell'intera partita, sono stati erogati ben 30.000 codici, in tutto l'anno passato erano stati solo 25.000. In tempi di prezzi alle stelle di benzina e gasolio, l'interesse ad accedere alla scontistica regionale è molto alto e si estende a macchia d'olio con 5.000 veicoli in più iscritti nell'ultimo periodo. Noi quello che andiamo a incidere appunto è sulla scontistica soprattutto e devo dire che questo non intacca le casse della Regione perché a fronte di incassi derivati dalla Regione per circa 120-130 milioni, la metà, oltre la metà, viene ristornato ai cittadini, quindi un circolo virtuoso che permette di far lavorare i nostri distributori, di non inquinare andando a fare il turismo del pieno e anche a risparmiare perché la benzina costa meno. Molti i vantaggi che la Regione si attende dalla digitalizzazione, sempre rimarcando che nessuno sarà lasciato indietro in questo passaggio. Oltre al monitoraggio costante dei prezzi, l'obiettivo da raggiungere nei prossimi mesi sarà di consentire il pieno con gli sconti sulle 24 ore. Ci stiamo attrezzando perché l'obiettivo appunto è quello di dare a tutti la possibilità di avere la tessera digitale, l'applicazione digitale oppure un cartaceo digitale ed arrivare in futuro anche a poter gestire i distributori H24, quindi anche i sabati e le domeniche con la tessera digitale. È un obiettivo che costa, ma ci stiamo lavorando.
È tutto per questa edizione, vi ricordo l'appuntamento delle 17:55 con Trieste in diretta, buon pomeriggio e a più tardi.